Un cordiale saluto amici di Wii Sport e ben trovati al comunale di Gaggi Valentino Mazzola per la sfida di prima categoria per la 21esima giornata del girone tra Caggi e Real Gazzi. Nell'ultimo turno è stata vittoria per il Caggi, reduce dal 3-1 contro il riposto. Dall'altra parte il Real Gazzi è uscito sconfitto per 3-0 dal match contro il Lingua Grossa. La formazione di Mister Camarda vuole chiaramente tornare al primo posto in classifica, adesso occupato a 2 punti di distanza dall'Agron Savoca. 4-3-3 confermato Montesanti, Riccina, Mazza, Scandurra, Costanzo, Cipolla, Mannino, Cantarella, Alaimo, Iervolino, Varrica. Le immagini di Mirko Giacopello per il film del primo tempo. Dopo 2 minuti calcio di punizione di Riccina, il pallone rimbalza, la riesce a deviare Perre, si avventa Varrica che manda in rete e il gol dell'1-0. Tutto buono al Valentino Mazzola, marcature aperte dopo 120 secondi al terzo. Gran palla di Cantarella per Alaimo in area di rigore, manda clamorosamente alto. Un minuto più tardi primo tentativo del Real Gazzi che di fatto è creato dal Caggi stesso. Cipolla per Scandurra che scivola, favorendo l'incursione di Cammarata che mette sul palo più lontano. Montesanti non può far nulla, 1-1 al Valentino Mazzola. Adesso il Real Gazzi rialza la testa, ma al quinto la rimessa laterale viene prolungata in zona. Varrica che si avventa sulla sfera, atterrato a Scipilliti, calcio di rigore dal dischetto. Cantarella spiazza il portiere Perre, fa il gol del 2-1 e riporta il Caggi in vantaggio. Ottavo di gioco, partita che in queste prime battute sta vivendo di tantissime emozioni. Pallone in mezzo che trova la spaccata, il tentativo in girata di Grosso che manda alto. 12esimo, mancino di Cammarata alla distanza, sfiora l'incrocio dei pali. Minuto 19, Varrica da sinistra mette al limite dove arriva la corrente Cipolla, conclusione che termina sballata oltre la traversa. 22esimo, palla di Costanzo per Varrica, l'appoggio su Cantarella, conclusione, riesce Perre a mandarla in calcio d'angolo, ma il direttore di gara non vede il tocco e assegna semplice rimessa dal fondo. Al minuto 37, ultimo tentativo della frazione. Varrica finta di andare a sinistra, va a destra, adesso sì, sgancia il destro, colpisce il palo, il pallone poi finisce con nulla di fatto. Caggi pericoloso e vicino alle gol del 3-1, ma termina invece 2-1 la prima frazione al Valentino Mazzola. Gara ancora aperta, a qualsiasi risultato meglio i padroni di casa, ma occhio a Real Gazzi. Minuto 48, calcio di punizione di Varrica, è un arcobaleno per Mazza che sul secondo palo deve di fatto soltanto appoggiarla in porta. 3-1 del Caggi, ancora un gol per il numero 5. Minuto 50, la sventagliata di Riccina per Varrica a sinistra, stop sontuoso, ingresso in area di rigore, a tu per tu col portiere, il piattone glaciale Cristian Varrica. 4-1 d'esperienza, meraviglioso lo stop, altrettanto la conclusione. Il Caggi chiude di fatto la partita. Iervolino per Cipolla, 53esimo, Perre riesce a respingere anche questo tentativo deviando oltre la traversa. Al 55esimo Cammarata prova ad attaccare in casa Real Gazzi, manda in profondità Tracanelli, ancora a destra Tracanelli, entra in area di rigore, il suo tentativo di mettere in mezzo il salvataggio sulla linea, ancora Tracanelli sul secondo palo, conclusione che colpisce il palo di D'Angelo. Minuto 59, entra lo Iagono fuori Scandurra. 66esimo entra Cannata, fuori Cantarella. 69esimo entrano Cosentino, Donato e Franco per Alaimo, Varrica e Iervolino. Siamo allora al 75esimo, Cannata in profondità per lo Iagono che brucia il diretto avversario che aveva almeno 3 metri di vantaggio. Lo Iagono cerca egoisticamente la conclusione che viene ancora allontanata. 78esimo, Riccina dalla destra, salta Epifanio, ancora una conclusione, ancora Perre a fare gli straordinari. 87esimo, D'Angelo per Gismondo, va al tentativo con l'esterno, finisce oltre l'incrocio. Minuto 92, rimessa laterale che arriva a Gismondo, si gira in un attimo, fa il gol del sabato al Valentino Mazzola, esecuzione perfetta, stop e palombella. Montesanti la guarda, finisce così il match, è 4-2 infatti tra Caggi e Real Gazzi ed è adesso primo posto conseguentemente alla sconfitta dell'Agron Savoca. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.